Si chiude oggi a Milano la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che vede la Sardegna tra le protagoniste. L'obiettivo della spedizione, costituita da operatori sardi e guidata dalla Regione, è quello di allungare la stagione turistica al di là dei fatidici mesi estivi, proponendo un'isola aperta ai visitatori tutto l'anno, con la possibilità di fare turismo attivo, ma anche di scoprire il grande tesoro storico e archeologico. E inoltre proporre ai visitatori più esigenti un viaggio nel mondo dell'enogastronomia. Intanto la BIT è stata l'occasione per tracciare un primo bilancio della stagione estiva 2017 che ha visto superare le 14 milioni di presenze. Le elaborazioni in nostro possesso, ottenute attraverso la piattaforma regionale SIRED, è ancora in corso di completamento e validazione da parte degli uffici, ha spiegato l'assessore al turismo Barbara Argiolas. Dicono che continua il trend di questi ultimi anni, si sta raggiungendo la quasi perfetta parità nelle presenze tra italiani e stranieri. Gli italiani sono più concentrati nei mesi tradizionalmente dedicati al mare, mentre i viaggiatori internazionali sono distribuiti anche nei cosiddetti mesi di spalla. Quanto ai visitatori italiani, la Lombardia rimane il principale mercato turistico sardo, seguita da Lazio e Piemonte. Leggera la crescita per quanto riguarda i turisti che arrivano dalle regioni del sud. Quanto ai sardi, sono sempre più quelli che scelgono l'isola per le proprie vacanze. I flussi internazionali invece vedono in testa Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito e Spagna, ma si registrano incrementi anche da Austria, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Russia. Questo scenario di consolidamento dei nostri mercati forti e di sviluppo degli altri, ha commentato l'assessore Argiolas, ci indica che la strada che stiamo seguendo anche nelle azioni per favorire la mobilità verso la Sardegna è corretta. Non ci può essere turismo senza trasporti e riteniamo che le azioni messe in campo in questi mesi, il primo bando sulla destagionalizzazione attraverso la comunicazione nel trasporto aereo in via di aggiudicazione e il secondo bando che partirà a breve, serviranno a rendere la Sardegna ancora più raggiungibile. Anche per il 2018 ci attendiamo una stagione in crescita che auspichiamo sia lunga e diversificata.